A proposito di diritti dei sardi, a me dispiace molto che stasera non sia presente in aula il Presidente Cappellacci, perché è una giornata un po' speciale. Oggi è il 25 di settembre, si è svolto, credo stamattina, nel Tribunale di Perugia il processo contro la famigerata cricca di Lestofanti che hanno depredato grosse risorse sarde. Per cui c'era la possibilità di prenderci i 100 milioni di fondi FAS che ci sono stati sottratti. Per cui io vorrei sapere dal Presidente che non c'è o da qualche portavoce che si relazioni in merito alla costituzione o no di parte civile per difendere i nostri interessi. Non vorrei che fosse arrivato tardi, come è successo un po' per il discorso di Quirra, oppure che avessi addirittura rinunciato in favore di altri interessi. Ma adesso voglio tornare all'ordine del giorno e quindi al tema della flotta sarda, e quindi non possiamo non parlare della Tirrenia. Quindi sulla gestione della privatizzazione della Tirrenia ci sono ovviamente delle responsabilità politiche, economiche, nonché culturali da parte di tutta la classe politica, che ha creduto molto in questi ultimi 15 anni al vento delle privatizzazioni. Quindi un vento spacciato come rimedio alla cattiva gestione della cosa pubblica da parte di tutte le istituzioni, a partire dallo Stato a finire con la RAS. Quindi la torta delle privatizzazioni e del liberismo hanno portato solo benefici ai gruppi monopolistici del settore e danni all'erario pubblico a scapito dei contribuenti. Ora, la cartolarizzazione di molti beni pubblici immobiliari alienati negli anni scorsi ha fatto soltanto la fortuna degli immobiliaristi privati che hanno comprato il bene pubblico sotto prezzo di mercato per poi rimetterlo nel mercato garantendosi degli utili favolosi. Ora, la gestione politica anche e culturale del caso Tirrenia ne è un esempio, è espressione proprio di quella cultura. Quindi si è lasciato cadere nel dimenticatoio il bando di interesse dell'acquisizione e della privatizzazione del naviglio e delle rotte finanziate con soldi pubblici, quindi favorendo in questo modo i monopoli privati che poi sono tutti confluiti nella cordata CIN. Quindi l'operato della RAS in questi anni ha coperto questa operazione politica ai danni dei sardi e il Presidente Cappellacci e la sua Giunta hanno preso in mano il caso Tirrenia quando i buoi erano già scappati dal recinto, ovvero limitandosi, anche se giustamente, a denunciare alla Corte europea e in altre sedi le varie fasi dell'aggiudicazione così monopolistica della Tirrenia, quindi in violazione del principio di libera concorrenza, e inoltre i lati oscuri sui tempi della creazione della stessa CIN che sarebbe avvenuta dopo l'aggiudicazione delle rotte del naviglio. Quindi peccato che tutto ciò sia avvenuto troppo tardi per far sì che la RAS potesse partecipare in termini concreti all'acquisizione della Tirrenia e delle sue linee, quindi promuovendo una cordata pubblico-privata e di azionariato popolare per evitare di cadere nell'infrazione delle leggi comunitarie. Allora, di fatto, questa politica miope e succube, portata avanti dal Presidente Cappellacci, non ha ottenuto alcun beneficio sulla gestione delle rotte pubbliche storiche sovvenzionate dallo Stato italiano, ma ha di fatto permesso che le politiche dei prezzi in questi ultimi 2 anni venissero dettate proprio dai monopolisti citati. Del resto la sperimentazione Saremar, tutta da verificare in termini economici e di ricaduta d'immagine, non è purtroppo riuscita a contrapporsi ai monopolisti delle rotte. Quindi queste scelte politiche hanno creato un crollo dei flussi turistici di oltre il 40%, questo è sotto gli occhi di tutti, quindi creando diseconomie e forte impoverimento del settore turistico medio-basso. Ora, l'aumento dei costi dei trasporti marittimi ha creato anche un aumento generale dei prezzi dell'importazione dell'agroalimentare, con un'ulteriore servitù economica a decremento delle già povere risorse del settore. Ora, una regione virtuosa avrebbe programmato un altro tipo di politica, ovvero nelle more delle liberalizzazioni forzate e imposte dalla Comunità Europea avrebbe promosso
anche, come ha fatto la stessa Sicilia, una società mista, cioè a capitale pubblico e privato, che avrebbe rilevato le rotte supportate dai finanziamenti dello Stato italiano e garantendo quindi con ciò la continuità territoriale assolutamente a prezzi favorevoli. Ora, per fare i conti con la Cina è tutto il giorno che si fanno un po' i conti con la compagnia, cioè questi avranno dallo Stato italiano 72 milioni e 600.000 euro all'anno per 8 anni, per un totale di circa 600 milioni di euro, per l'esattezza sono 570. Quindi somme che la RAS avrebbe potuto scontare da quelle che lo Stato italiano ci deve per la vertenza delle entrate, ottenendo con questa azione anche un successo politico ed economico straordinario sulle inadempienze e i crediti dello Stato italiano. Ora, il costo di aggiudicazione della Tirrenia da parte della CIN è stato di circa 600 milioni, fra l'altro non versati in unica tranche, ma rateizzati, che vuol dire pagare a babbo mortu. Ora, senza parlare del valore del naviglio ex Tirreni, che anche a peso di ferro, pagato negli anni scorsi con i soldi dei contribuenti sardi e quindi con i soldi dei piani di rinascita. Perciò la politica attuata dal Presidente Cappellacci di fatto ha privilegiato gli interessi dei monopolisti, quindi interpretando in modo liberistico l'affare delle tratte DAE per la Sardegna, quindi contribuite dallo Stato. Ora, l'adesione culturale incondizionata al liberismo e alle liberalizzazioni imposte dalla Comunità Europea ha trovato terreno fertile anche nell'opposizione. Tutto ciò ha fatto sì che un tema così importante come quello dei trasporti marittimi DAE per la Sardegna per uomini e merci cadesse nell'oblio della legislazione e dei dibattiti consiliari come fatto assolutamente marginale. Questa realtà ha permesso le esternazioni pubblicitarie demagogiche del Presidente Cappellacci su una questione strategica per l'economia sarda, focalizzandola solamente sulla violazione delle regole della libera concorrenza, fra l'altro ad oggi inesistente. Quindi in questo clima nasce la proposta della flotta sarda, un tema che è stato portato avanti a fasi alterne nelle precedenti legislature, quindi da autorevoli esponenti di forze autonomiste, non è una proposta di oggi. Ma oggi la risposta è stata organizzata assolutamente in modo maldestro e inadeguato a contrastare i monopolisti. Sicuramente sull'operato della flotta sarda a Saremar è necessaria un'analisi economica di costi-benefici e della gestione nei pochi mesi estivi, e mi riferisco al 2011 e 2012, e quindi d'altro canto questo tema, per essere risolto positivamente, ha bisogno di un dibattito e di accordi che vedano la soluzione necessariamente oltre gli schieramenti politici precostituiti presenti in quest'Aula. Questo lo auspico. Quindi devono vincere le ragioni dei sardi contro i monopolisti delle rotte. Non possiamo permettere che ci isolino dal mondo e dalle altre economie, diventando soggetti di servitù coloniali anche nel settore dei trasporti, DAE per la Sardegna, e pregiudicandoci le relazioni con tutte le sponde del Mediterraneo. Quindi da ciò non è accettabile che in modo subalterno la flotta sarda SPA possa gestire in house, come dice la proposta di legge, quindi solo e soltanto qualora venisse a mancare l'interesse degli armatori della concorrenza europea, quindi interesse da interpretare come profitti che comunque, anche se leciti, non devono di certo passare a discapito dei sardi. Oggi a maggior ragione l'imposizione della Comunità Europea sulla privatizzazione della Saremar, cosa accettata come ineluttabile in questa proposta di legge, quindi non può essere fatta a danno e a beffa delle tariffe e dell'efficienza del servizio per le popolazioni residenti nelle isole minori, quindi mi riferisco a Carloforte, alla Maddalena, al collegamento con la Corsica, quindi creando problemi di continuità territoriale e di discriminazione fra l'isola maggiore e le isole minori. Ora, il trasporto è un servizio sociale di cui le nostre popolazioni non possono essere private e il costo marittimo va rigorosamente stabilito su chilometraggio, ad esempio sul chilometraggio con riferimento alla media delle autostrade, ovviamente che sia una media epurata.
Lo Stato italiano sul trasporto marittimo non può più permettere che si facciano figli e figliastri, anche se la maggioranza dei sardi non si sente né figlio e ancor meno figliastro dell'Italia. Non possiamo accettare, cosa che di fatto sta avvenendo, che i costi della continuità territoriale ricadano totalmente sulle casse sarde, e ancor meno possiamo pensare che la soluzione del problema sardo possa essere rimandato a una rivisitazione totale di un piano dei trasporti in Italia. Quindi questa proposta di legge spazia in modo generale su tutto quello che si muove in Sardegna, quindi terra, mare, aria, in ambito di rotte e di vettori, da quelli internazionali sino agli ambiti del trasporto locale, quindi comunali e comprensoriali. Il ritardo che scontiamo sul trasporto globale e locale è noto. Spesso, nella fretta di voler dare comunque delle risposte, anche tardive, a problemi reali e impellenti, con una proposta di legge globale e omnicomprensiva, se teoricamente può essere una buona soluzione, di fatto può comportare nell'iter dei problemi forme di strabismo politico, ombre e trappole che sicuramente non contribuiscono alla soluzione del problema. Ora, di fronte alle dichiarazioni fatte alla stampa qualche ora fa da parte dell'assessore Solinas, che ho sentito in TV, emerge il reale pericolo che l'idea giusta che i sardi, quindi che la RAS, si doti di una flotta per soddisfare le esigenze di trasporto di persone e merci su tutte le sponde del Mediterraneo, possa diventare l'ennesimo carrozzone regionale, che lungi dal dare la giusta soluzione al problema, nelle migliori delle ipotesi entrerà in funzione solo quando gli armatori privati non saranno in grado di garantire il servizio. Quindi questa è una visione minimalista della flotta sarda a cui io ad esempio ambisco. Non è certo questa l'idea di una flotta sarda per risolvere le esigenze dei sardi in ogni momento dell'anno. Dobbiamo fare comunque tutti gli sforzi possibili affinché si costituisca una flotta sarda permanente e affinché l'Italia non sfugga alle sue responsabilità anche di tipo economico. Quindi sul tema del trasporto marittimo e dell'isolamento della Sardegna, che purtroppo ormai è cronico e che distrugge qualsiasi possibilità di scambio e di sviluppo autonomo della nostra terra e del nostro popolo. Allora, noi che sosteniamo la necessità di una flotta sarda permanente, e voglio evidenziare che deve essere permanente, a capitale pubblico-privato e di azionariato popolare, che veda il coinvolgimento di tutti i sardi, quindi sulla necessità e il diritto del popolo sardo di comunicare con il resto del mondo. Quindi non possiamo accettare che quest'idea venga svilita con discorsi del tipo non esiste una storicità della flotta. Questo è stato dichiarato da qualcuno. Se non si parte col piede giusto non potremo percorrere il nostro obiettivo di rottura dell'isolamento e di gestione in proprio di questo servizio marittimo pubblico assolutamente indispensabile per il nostro affrancamento economico e politico. Quindi vale sempre la regola: rompere la dipendenza per creare l'indipendenza. Quindi del resto la teoria secondo cui i sardi non possono essere armatori di se stessi per cultura è smentita anche da recenti studi archeologici che hanno praticamente confermato come i nostri antenati scorrazzassero molto per il Mediterraneo. Comunque non possiamo nasconderci dietro le nostre piccole convenienze politiche. È ora di dare una risposta concreta, compiuta e continuativa alla necessità di far viaggiare uomini e merci da e per la Sardegna, isole minori compresi, e per tutte le sponde del Mediterraneo. Quindi dotiamoci di strumenti culturali, oltre che economici, per affrancarci su queste necessità. Auspico davvero che si affronti un dibattito molto sereno e che si dia un contributo massimo di capacità, di intelligenza, oltre l'interesse partitico per ciascuno di noi, e quindi per far prevalere l'interesse del popolo sardo, un interesse di libertà e di benessere che restituisca alla nostra insularità il senso di peculiarità e quindi come tale di ricchezza e non di maledizione e di condanna all'isolamento. Grazie.